Oste, una birra! Basta bere, Dino, che dai cattivo esempio ai bambini. Ecco, un'altra maestrina. Appunto, io sono un'insegnante. Senti, Giovanna, Adriana. mi piace il gotto quando vo al bar. Se no, andaria al cinema, o al stadio, o a giocare alle macchinette, o ai go-kart, o al fast food, o... Ho capito, ma devi considerare che per i giovani sei un esempio. Un esempio? Mi so chi da solo al bar? Che esempio avuto che sia? Non sei solo, ti guardano migliaia di persone. Ah, sassetto drio dir. Dandelo che gli è drio che guarda. Dal spioncino della porta dell'oste. Eh sì, di là dallo schermo. Che? Da internet, dai CD. Tu sei un cartone. Vara che se te sei venuto a minacciarmi, te dio subito che te catà quel dal formaio. Johnny, adesso c'amo il mio amico Simiotto che mi difende. Un cartone animato. Ah no, non sono mio amato. Sei stato disegnato, Dino, e sei guardato da grandi e piccini. Io un po' me ne intendo. Insegno ai ragazzi a fare cartoni animati a scuola. Come? Semplice. C'è chi inventa storie, chi disegna e colora, chi anima i personaggi e chi fa il doppiaggio. Con il computer muoviamo i personaggi sugli sfondi e quando il cartone animato è pronto lo condividiamo nel web. S'ha detto Adriana, sai lo sto web? Internet. Dino, come fai a non saperlo? Ci sei anche tu in internet. Ti abbiamo visto. Ah, non te credo mia. Ti te sei driotorme pare il cu... Non dire parolacce, Dino. Ora te lo dimostro. Ti faccio disegnare da uno dei nostri bambini. Porco, guarda in che stati che son. Sa m'è successo? Che sera salda che go. Sono tutto bianco. Bravi i miei studenti, vero? Chissà, magari un giorno potrebbero diventare dei grandi cartoonist. Meglio di chi ha disegnato Topolino o addirittura il Dino. Hanno capito che l'animazione non è una magia, ma è il risultato di un paziente e organizzato lavoro di gruppo, in cui ognuno può esprimere la propria creatività. Scusa Adriana, te che hai ragione. Mai contrariare una maestra. Oh, disegnator! Posso tornare nella mia forma originaria? Che tostra Non dire parolacce, Dino. I bambini ti ascoltano. Grazie, Salo. Ciao, Dino. Ciao, Adriana, stammi ben? Che bella donna. Branca! Oh, che la sia una via. L'era ora? Una birra, oste! Bello sto cartone, veramente bello. E per festeggiare tutti a Forza Spris. Dino, i tuoi cartoni mi piacciono da morire. Sei forte, sei il mio preferito. Sei grande, super grande. Dino, te sei forte. A me morosa, a me la sa, perché te ho visto e a me ha detto. Se te incontri, dica che mi piace. Ah 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 ah. Se non te che fossi, bisogneria inventarti. Dino, sei simpatico, sei forte e divertente, ma al bar ordina una spuma. Dino, ecco i tuoi voti. 10 in lingua veneta e 4 in condotta. Dino, chi che te ha disegnato? Sei davvero bravo? Mene mi si sfigliat, io sicut veneto. Dino, hai capito qualcosa? Mi piace la lingua veneta. Ti sei bello, Dino, e chi che te ha disegnato sei davvero bravo. Chi che sa ste parole sei veneto. Carega, braghe, ozzai, recini, puteo, mortadea, fradeo. È vero, tu mangi e bevi troppo, ma sei una fonte di informazioni per noi. Dino, sei bravo in storia e lingua veneta, ma attento alle parolacce perché se vengo lì te ne dico 4. Dino, sei proprio bravo a spiegare la storia del Veneto. Continua così.